Questo mio primo mandato come presidente dell'Ordine delle Ostetriche di Agrigento, Caltanissetta e Enna, è un onore poter iniziare questa grande collaborazione con l'Ordine Professionale degli Infermieri. La giornata di oggi rappresenta l'aggiornamento, la condivisione tra professionisti e noi ci crediamo tanto non solo per migliorare la qualità di cura dei nostri pazienti, ma soprattutto per creare un ambiente lavorativo che permetta ad ogni professionista, in questo caso ostetrica e infermiere, che lavorando insieme di crescere anche professionalmente. Il Dipartimento d'Emergenza, l'unità operativa di anestesia e rianimazione, è vicina all'approccio multidisciplinare alla donna, perché la donna è al centro dell'attenzione anche assistenziale dal punto di vista rianimatorio, emergenziale, anestesiologico. Ecco perché alcuni anni fa abbiamo voluto fortemente la nascita del servizio di parto-analgesia per eliminare il dolore del parto nella donna e rendere il parto un momento sicuramente da ricordare con gioia e con un bel ricordo, appunto. Oggi siamo qui, lavoro scientifico, ragioniamo su quello che è l'approccio multidisciplinare alla donna da tante sfaccettature. L'assistenza sanitaria è la nostra mission. L'assistenza sanitaria nella donna riguarda nell'ultimo periodo anzi una attenzione particolare a quella che viene chiamata medicina di genere e non solo, anche a tutti gli aspetti organizzativi, psicologici che ci sono attorno alle patologie che hanno un'espressione puramente di tipo medico. E quindi iniziative come queste che continuano questa settimana dal punto di vista formativo. Oggi c'è la formazione degli operatori sanitari proprio sulla parte più prettamente clinica, mentre fino a ieri abbiamo cercato, fino a domenica abbiamo cercato di diffondere una cultura e una sensibilizzazione alla prevenzione, sia la prevenzione di tipo primario con l'attività sportiva e quindi con Onde Rosa che hanno organizzato questa passeggiata nella natura, e sia la prevenzione di tipo secondario per prevenire i tumori attraverso l'attività di screening. Oggi abbiamo organizzato questo incontro che ha alla base la collaborazione multidisciplinare tra gli operatori sanitari, medici e del comparto dei vari reparti dell'ospedale e soprattutto del reparto dove prevalgono le donne e dove ci si occupa della salute delle donne. Ovviamente diciamo che la gestione multidisciplinare è importantissima perché consente di prendersi cura della donna a 360 gradi, non solo considerando la patologia di base, ma ovviamente considerando l'aspetto sociale e l'aspetto psicologico della paziente, e mette al centro la paziente e quindi non viene più considerata la valutazione compartimentale della patologia, ma la paziente diventa al centro della gestione clinica e quindi ci si occupa ognuno con le proprie, diciamo, con le proprie competenze di prendersi cura della stessa e considerando ovviamente la donna come parte attiva della gestione delle cure. La paziente deve essere informata, deve avere un ruolo decisionale nella gestione del trattamento medico e chirurgico e deve comunque essere seguita da un punto di vista psicologico in maniera tale da affrontare il tutto all'insegno di un benessere generale. Oggi siamo qua per avere questo approccio, come dice anche il tema del convegno multidisciplinare, cioè in effetti esiste una squadra, deve esistere una squadra che è a disposizione delle patologie della donna, dallo psicologo al medico, al senologo, all'ostetrico, al ginecologo, cioè tutto deve ruotare attorno alla donna. E mi piace il logo che è oggi rappresentato nella locandina, perché c'è al centro la donna e poi ci sono tutta una serie di professionisti che ruotano attorno alla donna per dare soddisfazione da un punto di vista dei bisogni della sanità e quindi dare salute è quello che in effetti vuole raggiungere, per cui c'è anche l'apporto da parte della direzione strategica e quindi siamo qua perché vogliamo che si dia salute alla donna. Una giornata particolare, quella di oggi, con questo corso di formazione proposto dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche e l'Ordine delle Professioni Ostetriche, una sinergia tra due categorie di professionisti che interagiscono tra di loro per il benessere della donna. Particolare, ho detto prima, perché si inserisce questo corso, che parleremo infatti delle problematiche sanitarie legate alla donna,
si inserisce nel contesto della settimana proprio dedicata alla donna, e già domenica abbiamo partecipato su proposta delle Onde Rosa e l'associazione Onde Rosa alla camminata per la salute della donna, dove si parlava di benessere e salute legato allo sport e alla prevenzione. Oggi parleremo di prevenzione, nonché di tutte le problematiche di cui la donna è coinvolta a livello sanitario. Parliamo sì della professione, come per esempio dei traumi postpartum, depressione postpartum e dell'elaborazione del lutto nel caso ci fossero degli aborti spontanei in età avanzata.